Allora, siamo con il match winner di questa partita, Francesco Curto, centrocampista dell'Usinese. Siete riusciti a ciuffare la qualificazione con un tuo gol, raccontaci l'episodio decisivo. Beh, ho cercato Bonetto, gli ho detto guarda che sono davanti a te, lui subito mi ha dato la palla, io ho fatto uno scambio con Saba e sono entrato dentro ed è arrivato il gol. Niente di 1-2 che il mister ce lo fa sempre provare, ci è uscito una volta, abbiamo fatto il gol. Sì. Ecco Francesco, nei primi 20 minuti ci è piaciuta molto la squadra, avete giocato bene, avete cercato la profondità, invece poi dopo il gol e l'espulsione paradossalmente avete abbassato il baricentro, eravate troppo bassi, come mai? Beh, ci è mancato forse un po' di coraggio di andare a chiudere questa partita perché era nelle nostre possibilità farlo. Sì, è vero, ci siamo un po' chiusi dietro, purtroppo anche loro hanno dei buonissimi elementi, quindi nulla da togliere a loro, ci sono anche loro in campo, anche se erano in 10 noi dovevamo sicuramente sfruttare un po' di più gli spazi che ci concedevano, non l'abbiamo fatto. Ecco, tu da Sorso a Usini, come mai questa scelta? Non è stata una scelta facilissima, anche perché Sorso ci ho lasciato metà della mia carriera calcistica lì, ho molti amici, molti ricordi, però una questione di lavoro mi ha dovuto fare altre scelte, sì. E venire qui a Usine, sono stato felicissimo di venire qui a Usine. Dimmi 3 centrocampisti più forti del campionato di promozione. 3 centrocampisti? Uno sono nella mia squadra, uno è Bonetto, che è un giocatore di un altro livello, poi mi piace molto Congiu del Porto Torres e Pireda sicuramente dell'Ussi, Un ex che oggi insomma sì. ha sentito la partita, no? Sì, però meglio per noi. Ecco, invece per quanto riguarda il campionato, in che cosa dovete migliorare secondo te? Anche sicuramente l'assenza di giocatori importanti potrebbe pesare alla lunga. Sì, secondo me l'unica cosa che dobbiamo temere siamo noi stessi, perché se noi scendiamo in campo senza quella rabbia che ti dà una marcia in più è difficile con tutte. Quindi speriamo che nelle prossime partite cerchiamo di essere un po' più cazzuti, scusatemi il termine. Certo, un po' più di cattiveria sulla palla. Benissimo Francesco, ti ringraziamo, complimenti a te per il gol, ovviamente per la qualificazione, in bocca al lupo per il campionato. Crepi.